500 firme raccolte soltanto nella giornata di oggi, domenica, ad un gazebo allestito in fretta e furia nei pressi della chiesa di Sant'Antonino nel centro storico di Palermo. 500 firme per chiedere sicurezza. I cittadini sono preoccupati dall'escalation di violenza che sta trasformando la città, soprattutto in centro, in un vero e proprio Far West. Un problema diffuso che va dalla città alla periferia e anche dalla città alla provincia. Anche la notte scorsa nuovi controlli interforze fra via La Lumia e via Roma, le aree della città dove la movida è più violenta, le zone dove sono maturate risse e omicidi. Sono scattate multe per occupazione abusiva del suolo pubblico, la denuncia del titolare di un locale che non aveva le autorizzazioni per un evento e in generale sono state riscontrate 9 violazioni ed elevate contravvenzioni per carenze igieniche. Ma mentre i controlli si svolgevano a Palermo, una nuova rissa scoppiava invece a Termini Imerese in provincia. Dopo la lite avvenuta lo scorso 12 gennaio che ha portato all'arresto di un giovane di 26 anni, nuova tensione e nuova violenza nei pressi dell'incrocio con la cosiddetta Serpentina, in prossimità dei 3 noti locali della zona frequentati la sera da tantissimi ragazzi, molti dei quali anche minorenni. Ma l'allarme non è soltanto a Palermo e provincia, non c'è tregua neanche a Vittoria nel Ragusano, dove un uomo di 46 anni è rimasto ferito gravemente alla schiena, forse con un corpo contundente o con un oggetto tagliente, riportando anche una frattura vertebrale al culmine di una lite. Solo poche ore prima, nella centralissima via Cavour e in Piazza del Popolo, un cittadino romeno e un tunisino avevano danneggiato tavoli e sedie dei locali della movida, oltre a distruggere diversi cestini comunali destinati alla raccolta dei rifiuti. La segnalazione di alcuni residenti ha attivato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno individuato e denunciato gli autori già noti alle stesse forze dell'ordine per danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica, ma il susseguirsi degli episodi aumenta il senso di insicurezza, l'indignazione e la rabbia dei residenti. Sanità pubblica ancora nell'occhio del ciclone, 2 aggressioni in ospedale soltanto negli ultimi giorni. All'Umberto I di Enna un medico picchiato dal figlio di una malata perché gli avrebbe negato di portare una pizza alla madre, e al pronto soccorso del Cimino di Termini Imerese il primario aggredito da un paziente che dopo una lunga attesa è andato in escandescenze. Ma episodi come questi si verificano ormai quasi quotidianamente, soprattutto nelle sale dei pronto soccorso siciliani, dove pazienti e parenti poco pazienti si scagliano contro il personale sanitario. Perché i medici dovrebbero restare quando sono pagati meno dei colleghi europei, soggetti a turni stressanti per carenza di personale, eppure maltrattati da un certo tipo di utenza, rischiando persino la vita? Ecco perché molti vanno via, si trasferiscono dal pubblico al privato o decidono di fare i gettonisti pagati a presenza. Tra poco la gente non troverà più nessuno a prendersi cura dei propri problemi di salute, commenta preoccupato per la sorte della sanità siciliana la CIMO, sindacato dei medici. Siamo sempre in questa situazione gravissima di aggressioni fisiche che ormai si ripetono da tempo. Sembra che non interessino proprio a nessuno, soprattutto alle istituzioni preposte a garantire l'incolumità del personale sanitario. Spesso sono le lunghe attese la causa principale delle aggressioni ai medici, eppure il presidente della regione Schifani dice che grazie alla collaborazione tra pubblico e privato nell'isola le liste d'attesa sono state abbattute di quasi il 90%. A poco serve quindi il proclama recente sentito: abbiamo azzerato le liste d'attesa grazie al ricorso all'ospedalità privata, quando la sanità pubblica sta andando a gambe all'aria. Se sposi i valori della mafia non puoi essere un buon genitore. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha accolto l'istanza avanzata dalla procuratrice Claudia Caramanna e ha sospeso la potestà genitoriale di Martina Gentile, finita ai domiciliari all'inizio di dicembre con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del boss Matteo Messina Denaro. Stabilendo un principio che non mancherà di sollevare polemiche, i giudici hanno anche disposto che la donna faccia un percorso di recupero partecipando ad attività di formazione organizzate da associazioni antimafia. Poi il Tribunale ha incaricato i servizi sociali di valutare se mamma e figlia debbano essere allontanate dal contesto in cui vivono, ovvero Campobello di Mazara. Si tratta di un provvedimento assunto d'urgenza, dunque non definitivo. Sulla scelta di togliere il figlio alla madre dovrà pronunciarsi il Tribunale civile, che opera nell'interesse del minore. La procedura era stata attivata ad aprile scorso, quando Martina Gentile finì sotto inchiesta con la madre e nonna della bambina, la maestra Laura Bonafede, indicata nell'inchiesta come l'amante di Messina Denaro. A dicembre, dopo l'arresto della giovane, la
procuratrice Caramanna ha reiterato la richiesta, depositando in tribunale le ultime acquisizioni fatte dalla procura diretta da Maurizio De Lucia nell'indagine dei carabinieri del ROS. Martina Gentile consegnava i pizzini di Messina Denaro e talvolta li nascondeva nel passeggino della figlia. Intanto la madre di Martina Gentile rassicurava il suo amante, appunto Matteo Messina Denaro, dicendo che la bambina ti conoscerà nei nostri racconti, quelli miei e quelli di sua madre, perché sei troppo importante per noi. Da qui l'educazione mafiosa, che è presupposto per sottrarre la bambina alla potestà genitoriale. A Trapani torna l'emergenza tumulazione. Al momento, disposti in 3 locali all'interno del cimitero del capoluogo, il deposito, la chiesa e la chiesetta, vi sono 99 salme che attendono di essere tumulati, più altre 20 celle che dovranno essere riconsegnate ai parenti o ricollocate all'interno delle tombe dei congiunti. A sollevare il problema è stato, nel corso dell'ultima riunione del Consiglio Comunale, l'esponente del Movimento per l'Autonomia Torre Fileccia, che ha raccontato il disagio vissuto dalle famiglie in questi giorni. Lo stato di emergenza in ogni caso dovrebbe cessare entro un paio di settimane. Al momento le sepolture procedono a ritmo di 8-10 al giorno, a fronte di una media di 3-4 nuovi ingressi ogni 24 ore. Dal canto suo il sindaco Giacomo Tranchida conferma che si sta procedendo al seppellimento delle 99 salme e contemporaneamente alla restituzione o al ricollocamento dentro alcune tombe dei propri congiunti di 21 celle e che nel giro di qualche settimana il problema sarà ridotto. Non è la prima volta che accade a Trapani tutto questo. Emblematica la vicenda dell'agosto del 2022, quando si arrivò a 200 salme e che per mesi rimasero in attesa di sepoltura, e solo dopo tempo la vicenda trovò una soluzione con la sepoltura delle stesse salme. Le ha benedette una ad una, ricordando a tutti che le candelore rappresentano una luce votiva per la Santa e non dovrebbero essere strumentalizzate a fini esibizionistici. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, non ha usato mezze parole e durante la messa in suffragio dei devoti morti celebrata a San Nicolò l'Arena ha richiamato tutti al rispetto delle regole affinché il culto di Agata venga espresso con preghiere, opere di carità e visite ai cimiteri e non con volti di defunti stampati sulle magliette oppure attraverso comportamenti inappropriati. In paradiso non si va con una maglietta stampata, ma si va con una santa messa, con la preghiera. Questo è il senso della devozione cristiana. Come anche è bello che ci siano le feste in giro, ma mi raccomando, sempre fatte con grande onestà e facendo sì che nessuno di voi che porta la candelore poi abbia qualche problema con la giustizia, perché qualcuno dice: ma dove siete andati? Con chi siete andati? State attenti, le candelore sono un onore a Sant'Agata, non sono un onore da dare né al vescovo, né al sindaco, né al presidente del comitato, sono solo per Sant'Agata. Renna ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo di fede, ha ribadito che le candelore sono simbolo di luce e come tale vanno rispettate, evitando individualismi e ricordando di eliminare segni equivoci perché, ha detto nell'omelia, siamo tutti peccatori e tutti possiamo sempre convertirci, magari cambiando mentalità per migliorarci. Eccellenza, ha concluso la messa dicendo ai devoti, a tutti: fate i bravi. Perché? Perché la candelora deve rimanere un segno di devozione a Sant'Agata. Non ci devono mai essere delle sfasature, dobbiamo essere un po' più cristiani anche nelle espressioni della nostra devozione. Accompagnate da musiche, nacate, mortaretti, palloncini e folklore, le candelore hanno iniziato i loro caratteristici giri per la città, una città che per 3 giorni penserà soltanto ad Agata, figlia, sorella e madre di tutti i catanesi. L'Italia è divisa in 2, al nord la neve, al sud nulla o quasi. Qui siamo sull'Etna oggi, di bianco c'è ben poco. Nonostante questo, però, le temperature sono scese anche in Sicilia. Il caldo primaverile dei giorni scorsi appartiene ai ricordi. Nel giro di pochi giorni la colonnina di mercurio è scesa in picchiata, dai 25 gradi di Siracusa registrati giovedì scorso ai 13 di oggi. Ma questa, seppur bassa, è una delle temperature più alte raggiunte. Secondo gli esperti, nei prossimi giorni il protagonista dovrebbe essere il sole. Gli ombrelli quindi serviranno poco. Ad essere necessari invece saranno giubbotti, sciarpe e cappelli.
Sono giorni di gelo quelli che sta vivendo gran parte d'Italia, lo stesso che sta raggiungendo anche la Sicilia. Una massa d'aria fredda arrivata dal nord Europa che ha trasformato la primavera di gennaio in vero inverno. Il trend dovrebbe essere questo almeno per buona parte della settimana. Imperativo quindi coprirsi bene. La risalita delle temperature comunque non dovrebbe essere lontana. L'alta marea di Coez e Fra Quintale invade il Pala Catania con una forza dirompente che ha la potenza di una mareggiata, la delicatezza di una parola d'amore, il tempo di una barra. In una parola sola, Love Bars, un album scritto a 4 mani e uno show in cui rap e cantautorato trovano un bellissimo punto di incontro. La coppia romano-lombarda ha conquistato il pubblico catanese con un concerto di quasi 2 ore, una scaletta di 34 brani, tra hit storiche dei 2 autori e i brani del loro joint album. Quanto calore! In questi mesi in tanti ci avete chiesto se avremmo fatto solo Love Bars, no? Chiaramente no. E noi cosa dovevamo rispondere? Noi dobbiamo rispondere... Dipende quanto fanno casino. Acclamato artista pop ma anche idolo hip hop, Coez si conferma l'autore del più originale crossover tra rap e canzone d'autore che ci sia attualmente in Italia. 40 anni, Romano La Gavetta Vera, prima dei social, è diventato mainstream con La musica non c'è. Fra Quintale, 6 anni più piccolo, bresciano, l'album d'esordio del 2017 ha fatto 150 milioni di stream su Spotify. Ci siamo un po' impuntati per venire a suonare qua. Coez e Fra Quintale hanno portato sul palco per la prima volta in Italia una nuova tecnologia sonora che ha reso l'esperienza live ancora più bella grazie all'altissima definizione del suono. Una scommessa riuscita perché, come dicono loro, non si vince da soli ma ci si allea. Il Messina ferma la corsa del Taranto a 6 risultati utili dopo aver riservato medesimo trattamento alla Casertana. La squadra di Modica, concreta, attenta e a tratti dal gioco spettacolare, si allontana dalla zona play-out. Contro i pugliesi dell'ex Capuano, i giallorossi disputano un primo tempo gradevole, ma senza concretizzare la supremazia per l'imprecisione di Pacciardi sotto porta, bilanciata nell'altra metà campo dall'errore di De Marchi. L'attaccante del Taranto al primo minuto della ripresa si ripete e fallisce una grande occasione davanti a Fumagalli. Il gol partita al minuto 12 di Zunno e la sintesi della crescita del giovane Salvo, migliore in campo, della tenacia del nuovo entrato Plescia che difende con rabbia quel pallone, finito dalle parti di Zunno, autore del suo secondo gol stagionale, che questa volta vale 3 punti, perché i peloritani rimasti in superiorità numerica per il doppio giallo a bifulco soffrono raramente. Piuttosto non chiudono la gara come con Plescia fermato da Vannucchi. La reazione del Taranto è affidata ai panchinari. Zonta per Fabbro, di nome e di fatto, sull'ultimo tentativo degli ospiti. I 6 minuti di extra time sono più una passerella che un pericolo per la porta di Fumagalli, imbattuto come a Caserta. Quando il Palermo gioca al Barbera non ci si annoia praticamente mai, gol ed emozioni, anche ieri è stato così. Il Palermo ha battuto il Modena 4-2, una gara rocambolesca che ancora una volta ha riservato colpi di scena come nei migliori film thriller. Corini aveva chiesto il sangue agli occhi prima del match col Modena, il Palermo ha risposto e confermato l'ottima produzione offensiva delle ultime 4 uscite. Allo stesso tempo ha registrato le solite dormite uscite di scena ingiustificate. 1-0 con Segre, poi pari Modena con Battistella, poi ancora Brunoni e nella ripresa pareggio di Abiuso. Nel finale doppio Soleri e 3 punti d'oro per il rosanero. Abbiamo un cuore grande, una grande voglia di andare oltre, qualche difetto che in questo momento abbiamo, però questo mi piace, la squadra ha coraggio, prova, vuole vincere e di conseguenza quando poi ci credi a volte ti va male, ma il più delle volte riesci a portarla dove vuoi tu e questo è lo spirito che dobbiamo avere.
è quello su cui stiamo lavorando, al netto che su certe cose dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo migliorare, ma l'atteggiamento, lo spirito deve essere questo. Il Palermo deve migliorare tanti aspetti come quello difensivo. La squadra rosanero subisce troppi gol, al contempo segna molto. Ieri l'8° sigillo in campionato di Brunori. Sicuramente è una partita giocata a viso aperto e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci siamo creati, quindi una vittoria meritata. Un tifoso del Modena è stato arrestato nel corso della partita per aver lanciato e colpito un tifoso del Palermo con un rubinetto. I tifosi modenesi, dopo l'arresto, sono rimasti all'interno del settore ospiti e non volevano lasciare lo stadio per protesta contro l'arresto del tifoso. Poi sono stati convinti a lasciare l'impianto. Dalla neve di Picerno al mare d'inverno di Rimini, passando per il calciomercato. Il gennaio turbinoso del Catania prosegue con i rossazzurri che non si fanno mancare proprio niente, nemmeno la partita rinviata per neve nel girone meridionale della C. È successo a Picerno, cittadina vicino a Potenza. Il gruppo di Lucarelli affronterà la squadra rivelazione del torneo in futuro perché la neve, caduta sulla Basilicata per tutta la giornata di sabato, ha reso impossibile la disputa dell'incontro. Gli etnei si concentreranno adesso sul Rimini con cui giocheranno mercoledì in Coppa. I romagnoli sono scesi in campo in casa della Juve Under 23, risultato finale 0-0 con il Rimini che resta all'11° posto del girone B della C. Non ci sarà Chiricò, squalificato, che Lucarelli non avrebbe fatto giocare dall'inizio a Picerno. La sensazione è che il tecnico stia provando per così dire a lavorare sull'approccio del ragazzo che nella prima fase del torneo ha avuto sulle spalle la squadra e ciò lo ha portato spesso a strafare. Pausa di riflessione dunque complice l'arrivo di Peralta, ma la scelta non poteva che alimentare voci di mercato per il trequartista. A proposito di mercato, da Benevento fanno capire che il Catania potrebbe presto affondare il colpo per Tejo, dovrebbero arrivare un portiere, un attaccante e forse un difensore. I nomi di Donnarumma e Artistico circolano, ma il mercato cambia spesso nel giro di ore. Gli arrivi saranno alla fine dagli 11 ai 13. Si lavora sulle partenze, finora 7, con fra gli altri Lorenzini, finito al Novara, e De Luca, la pergolettese. Qui bisogna intensificare. Mazzotta, Marsura e soprattutto Bocic, che conta tante squadre interessate al prestito, dovrebbero essere i primi a partire.